tantissimi volontari. Per la scelta del candidato sindaco di Palermo, il PDL è ancora indeciso tra l'ex presidente regionale del CONI Massimo Costa ed il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio. Il partito di Angelino Alfano parrebbe intenzionato a sposare il progetto del terzo polo, creando così le condizioni per provare a vincere anche al primo turno. Ma se UDC e Grande Sud sono favorevoli all'allargamento della coalizione al PDL, non sono dello stesso avviso Futuro e Libertà e Movimento per l'Autonomia. I leader dei due partiti, Carmelo Briguglio e Raffaele Lombardo, non vedono di buon occhio l'apertura ad Alfano ed anzi si affrettano a dichiarare mai insieme in coalizione. Secondo indiscrezioni, Lombardo pare stia lavorando ad un piano alternativo che scatterebbe qualora il terzo polo dovesse abbracciare il PDL, così come peraltro auspicano Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Miccichè. Ed un nome che potrebbe essere messo sul tavolo da Lombardo è quello di Patrizia Monterosso, già dirigente regionale ed attualmente capo di gabinetto del presidente della regione, ma c'è chi la ritiene solo tattica e nulla di concreto. Micciche e Casini dunque sono per il coinvolgimento del PDL e per i due esponenti di spicco di Grande Sud e UDC sarebbe una follia far vincere lo stomaco sul cervello e piuttosto bisognerebbe mettere da parte le negatività che hanno caratterizzato i rapporti tra alcuni esponenti dei rispettivi partiti per andare a vincere già al primo turno, convergendo tutti, PDL compreso, sul nome di Costa. UDC e Grande Sud si stanno adoperando per ripresentare a Palermo una riedizione del vecchio centrodestra, quello che portò per 2 volte a Palazzo delle Aquile Diego Cammarata. Una coalizione larga in grado di vincere a primo turno, magari con la complicità di un centrosinistra spaccato. Dalle decisioni su Palermo dipendono le scelte che il Popolo della Libertà farà ad Agrigento. La situazione è ancora ingarbugliata. Se nel capoluogo siciliano si dovesse raggiungere l'accordo col terzo polo, ad Agrigento probabile il ritorno di fiamma per l'avvocato Grillo. Ma c'è chi sussurra un possibile matrimonio con il movimento Epolis e quindi con l'avvocato Pennica. Ma il PDL potrebbe anche optare per una soluzione interna. In questo caso Alfano potrebbe chiedere l'impegno ai parlamentari Enzo Fontana e Salvatore Iacolino, oppure al sempre vicino Lello Casesa. A parte le attese decisioni del Popolo della Libertà, la candidatura di Nicola Grillo si concretizza sempre più. L'avvocato, accompagnato dal deputato regionale di Futuro e Libertà Luigi Gentile, è stato a Roma. Nel corso di un incontro con Gianfranco Fini sarebbe stato quindi sancito il già trapelato accordo elettorale su Nicola Grillo, su cui convergono Futuro e Libertà, Grande Sud e Partito Democratico.